We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno, ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Come sempre in apertura vi ricordo il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it e soprattutto vi ricordo della nostra pagina Facebook dove è obbligatorio cliccare Chiacchiere Caffè mi piace. Quest'oggi andremo a parlare di una piaga, ovvero le infiltrazioni mafiose qui al nord. Lo faremo insieme ai miei graditissimi ospiti, quindi do il benvenuto nel salotto di Chiacchiere Caffè al vicepresidente di Nuova Frontiera Luca Carnio, benvenuto. Buongiorno a tutti. E all'assessore Antonio Dalla Pozza, assessore alla sicurezza del Comune di Vicenza. Buongiorno Benvenuto a lei anche e a agli lei. spettatori. Allora, prima di partire, io direi, avete trovato il sole venendo qui, giusto? E quindi accertiamoci che il sole duri. Abbiamo in collegamento telefonico il nostro uomo meteo, Marco Franceschini, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, tu ben sai che se mi dai buone notizie ti faccio andare avanti a parlare, altrimenti metto giù subito il telefono. Oggi sono proprio fortunato, perché ti darò ottime notizie, anzi darò a tutto il pubblico ottime notizie, nel senso che l'alta pressione, quindi l'estate sarà tra noi anche nei prossimi giorni e soprattutto nel fine settimana raggiungeremo valori di temperature molto elevati, anche sui 35-36 gradi sulle zone pianeggianti, quindi per chi andrà al mare, per chi si troverà in vacanza e per chi dovrà andare in vacanza, ottime prospettive per i prossimi giorni. Va al mare lei Franceschini durante il weekend? Direi che sabato parto e vi lascio per una settimana, quello di sicuro. Però ricordiamo l'appuntamento con le previsioni meteo ogni sera 19:25 Telechiara, ho detto bene? Mamma che bravo, ormai ho imparato. Ormai ho imparato. Marco, questo è il nostro ultimo collegamento di questa stagione, purtroppo noi venerdì andiamo in vacanza, purtroppo fortunatamente, e speriamo di ritrovarci l'anno prossimo. Volentieri, un saluto a voi tutti e un saluto anche a te. Grazie infinite Marco di essere stato con noi. Grazie a voi, ciao allora, a tutti. Le buone notizie le abbiamo avute, direi di passare agli argomenti un attimino più importanti. Si parla di mafia invisibile, ma esiste davvero o no? Ma guardi, la criminalità organizzata non solo esiste nel Veneto e nel nord Italia, ma è un fenomeno ormai sempre più preoccupante. E cito alcune delle ultime indagini, quelle più importanti, quelle più significative da un punto di vista sia del rumore sia delle persone coinvolte, per far capire quanto questo fenomeno sia davvero ormai diffuso. A marzo 2011 è scattata l'inchiesta Manleva, che ha visto il coinvolgimento del clan Catapano, che non era altro che dei portavoce del clan camorristico Gionta di Torre Annunziata, uno dei clan più feroci e pericolosi della Camorra. Qui sono state arrestate 14 persone, quasi tutte in Veneto, e l'operazione si chiama Manleva perché tecnicamente funzionava così. Le personalità di questo clan andavano da imprenditori in difficoltà, acquistavano i debiti dell'azienda al 15%, pagamento in contanti, e promettevano attraverso la costruzione di aziende fittizie all'estero e in Italia di levare tutti i problemi e tutti i debiti all'imprenditore. Poi questo regolarmente non succedeva e l'imprenditore si trovava l'azienda fallita, svuotata di beni e liquidità, i problemi legati al fallimento e le minacce da parte del clan. Le do alcuni numeri tanto per capire di cosa stiamo parlando: 146 persone coinvolte, 5 milioni e mezzo di euro sottratti al fisco, 20 milioni di euro sottratti indebitamente a
questi poveri imprenditori. Un'altra indagine che mi preme sottolineare è quella denominata SERPE, che ha visto l'arresto di 29 persone fra Lombardia e Veneto, e questa funzionava in maniera ancora peggiore paradossalmente. Innanzitutto aveva l'epicentro in un comune vicino a dove stiamo trasmettendo, a Selvazzano Dentro, e la capogruppo era un'azienda che si chiamava Aspide, che è nata nel 2009 e aveva come oggetto sociale la gestione di sicurezze varie, dal recupero crediti a guardiania privata e non. In realtà c'erano 2 procacciatori d'affari in giacca e cravatta che bussavano alle aziende in difficoltà, davano denaro a un tasso di usura del 180% annuo, e qualora l'imprenditore non era in grado di restituire, questi gli sottraevano l'azienda e in più questo aveva ancora il debito. Fra gli arrestati c'erano 4 picchiatori che regolarmente andavano a visitare i cantieri, le aziende, picchiavano, sequestravano familiari, cioè una cosa molto 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 dura. Do anche qui un piccolo numero che è una mia fissa ed è anche questo dalla dimensione a volte di come non siamo ancora preparati ad affrontare determinati argomenti qui nella nostra terra, perché su 145 imprenditori che è stato dimostrato che hanno avuto dei prestiti a tasso di usura, solo 3 hanno avuto il coraggio di denunciare il taglieggiamento, e questo dà la dimostrazione di come potrei farne altre di esempi, ma direi che già non questo voglio, già però questo è significativo. questi esempi sono forse i 2 più eclatanti per capire come l'infiltrazione mafiosa al nord-est e a nord-ovest ormai è una realtà consolidata e non più una fantasia di qualche scrittore. Assessore, visto che abbiamo capito essere una realtà consolidata, come mai il fenomeno è esploso solo recentemente? Prima, diciamo, forse l'opinione pubblica ha fatto un po' lo struzzo, ha messo la testa sotto la sabbia, ha fatto finta di non vedere? Beh, sicuramente c'è stato forse un tentativo di rimozione mentale. Io ricordo però che negli anni 90 uno dei primi grandi arresti di mafia fu quello di Madonia, avvenuto proprio in provincia di Vicenza, segno che aveva trovato comunque un terreno fertile nel quale insediarsi, nel quale sviluppare attività, perché chiaramente non era in vacanza a Longare quando fu arrestato. Quindi sicuramente da parte dell'opinione pubblica forse c'è stato una sottovalutazione del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa. Oggi il fenomeno forse è reso più evidente dai motivi legati alla crisi economica, perché, come spiegava prima Luca Carnio, con aziende in difficoltà è più facile trovare grimaldelli per insinuarsi all'interno delle aziende, depredarle di ogni bene, sfruttando magari quelle che sono le difficoltà finanziarie, quindi dando appunto il prestito, proponendosi come aiuto per il recupero dei crediti, tutte piccole o grandi tattiche che servono a carpire anche la buona fede, a accreditarsi in maniera positiva. Quindi queste tattiche, diciamo, sono solo un primo step per l'acquisizione dell'azienda? Sì, certo, dopodiché esiste tutta un'ulteriore serie di passaggi che portano le aziende a diventare sostanzialmente teste di legno in mano alle organizzazioni criminali, dietro alle quali appunto si celano attività come quelle di riciclaggio di denaro sporco. Ricordiamoci sempre che soprattutto oggi c'è bisogno di aziende pulite per riciclare i capitali provenienti da attività illecite, e quindi ci sono investimenti per esempio delle organizzazioni criminali mafiose intendo dire anche camorristiche e dell''ndrangheta, nella ristorazione, nella gestione degli alberghi, dove a fianco del riciclaggio del denaro si associa anche un'attività di natura economica che produce a sua volta ulteriori utili. Quindi sono tutte attività che hanno una parvenza di normalità, ma dietro le quali appunto si celano organizzazioni criminali
criminali, e questo è un fenomeno che appunto è stato amplificato sicuramente dall'arrivo della crisi economica, e sul quale bisogna fare grandissima attenzione, anche perché subdolamente poi le organizzazioni criminali si infiltrano per esempio nella catena dei subappalti, pensiamo alle opere pubbliche, imponendo i propri lavoranti, imponendo le proprie imprese di subappalto, imponendo persino i fornitori di materie prime, e credo che poi molte delle cose che stiamo dicendo le abbia ben raccontate Roberto Saviano nel suo Gomorra, spiegando anche quali erano i meccanismi, e che noi li abbiamo sempre trasposti come meccanismi propri del sud Italia, delle regioni come la Campania o la Sicilia, e non ci siamo accorti che nel frattempo le cose cambiavano anche qui. Oggi purtroppo c'è una rete diffusa che vede anche degli insospettabili come gangli assolutamente necessari. La politica, pensiamo ai comuni sciolti per infiltrazioni mafiose in Liguria piuttosto che in Piemonte anche molto recentemente, ma anche il mondo dei liberi professionisti. Di qualche mese fa la condanna di 3 notai a Vicenza, proprio a Vicenza, che si erano prestati a operazioni illecite. Il mondo bancario talvolta attraverso la mancata segnalazione di operazioni sospette, quindi tutte cose che magari fino a un certo punto erano anche normali, accettabili anche nel nostro tessuto imprenditoriale, con questo non voglio dar giudizi, sicuramente magari erano operazioni non lecite dal punto di vista tributario, ma che se manovrate da organizzazioni criminali assumono tutt'altro tipo di rilievo, perché diventano una sorta di connivenza all'organizzazione criminale stessa, e soprattutto diventa necessaria perché l'organizzazione dipani le proprie strategie. Connivenza che forse porta anche alla difficoltà di distinguere quale sia il confine tra lecito ed illecito. Ma sì, sicuramente di sicuro non pensiamo alle caricature al mafioso con la coppola o al camorrista col mitra appeso al collo, magari che qualcuno ha in mente nell'iconografia classica dell'organizzazione mafiosa. Oggi le organizzazioni mafiose sono soprattutto formate da cosiddetti colletti bianchi, da professionisti, da impiegati, da persone, appunto l'operazione Serpe mi pare che abbia anche qui fatto emergere che c'era una rete di insospettabili locali che si prestavano come portavoce, prestanome di queste organizzazioni, ma che in realtà erano assolutamente persone della nostra regione, delle nostre città, il vicino di casa che si presta appunto a arrotondare, chiamiamolo così, ma sicuramente non è un arrotondamento il dar credito a un'organizzazione criminale, e che però permette di carpire la buona fede magari di chi in quel momento lì è in una situazione di difficoltà. E quindi c'è da fare grande attenzione soprattutto sul fatto di non pensarsi immuni da fenomeni come questi solo per il fatto che siamo nel nord Italia. Qui ci sono soldi e bisogna ricordarsi che le organizzazioni criminali vanno a cercare quello, quindi esattamente come il fenomeno dei furti è particolarmente forte nella nostra regione, perché qui comunque c'è un benessere diffuso, qui c'è un tessuto imprenditoriale molto vasto. Che quindi rende il tutto più allettante. E certo, sicuramente. Dottor Carneo, senta, ci sono settori forse più vulnerabili che magari si prestano meglio ad essere attaccati da questo tipo di fenomeno? Sì, quelli caratterizzati da bassa manodopera e da bassa specializzazione. Penso al settore dei rifiuti, penso al settore dei trasporti, della logistica e ultimamente, come diceva prima l'assessore Dalla Pozza, anche il settore alberghiero sta avendo uno sviluppo da un punto di vista purtroppo delle infiltrazioni importanti. Primo perché è un settore dove gli investimenti sono ingenti, perché l'acquisto di un albergo ha un investimento importante, e in secondo luogo perché dà contanti, dà liquidità tutti i giorni. Una cosa che mi preme sottolineare in riferimento alla presenza delle mafie qui nel nord-est e nel nord-ovest, come diceva prima l'assessore, questa cosa va sottolineata, l'etichetta del mafioso in coppola deve essere messa in soffitta.
Oggi sostanzialmente le mafie, tutte le mafie che vengono provare ad aggredire questo territorio hanno sostanzialmente tre direzioni. Una è quella di assicurare una rete di protezione per latitanti o pregiudicati, quindi di costruire delle reti di protezioni, dei posti dove nascondere o dei posti dove rifare una verginità a chi ha avuto dei problemi seri. Punto numero 2, la parte più ricca del paese è anche la parte che consuma di più da un punto di vista delle sostanze stupefacenti, soprattutto la cocaina, quindi è un mercato florido e quindi interessa venire qui a proporre questa soluzione di morte. E il terzo punto è quello di riciclare il denaro sporco. Riciclare il denaro proveniente da attività illecite ha due logiche per le organizzazioni mafiose. Il primo, uscire dai recinti tradizionali di dove nascono queste, che è al sud, e in secondo luogo trovare delle attività edilizie, commerciali e imprenditoriali floride come quelle di queste zone che sono le più ricche del paese. Dall'altro lato abbiamo la difficoltà dell'imprenditoria veneta che soffre della crisi economica, soffre la competizione in chiave globale visto che noi abbiamo delle imprese medio-piccole, soffre la stretta del credito da parte delle banche e anche, e qua dico una cosa che è pesante, però la criminalità organizzata ha vissuto un vantaggio di 3-4 anni nei confronti delle forze dell'ordine, perché le strutture delle forze dell'ordine qui in loco non erano preparate ad affrontare un fenomeno che si è rivelato nuovo. Ha detto non erano preparate, questo mi porta a chiederle, adesso sono preparate? Adesso mi viene da dire che sono preparate e mi viene da dire che abbiamo la fortuna per esempio di avere un giudice della direzione investigativa antimafia a Venezia che è Roberto Terzo, che è una persona eccezionale con una grande preparazione e una grande forza di volontà che sta ottenendo dei risultati direi molto importanti. Anche se devo dire che c'è un grosso problema. C'è un grosso problema, poi magari ci ritorneremo, ma la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, nel 2001 poteva contare su un finanziamento da parte dello Stato di ben 28 milioni di euro. Oggi i fondi destinati alla DIA sono 2 milioni di euro. È evidente che in un quadro di risorse così limitato anche la lotta alla mafia diventa una lotta impari. Assessore, e secondo lei quali potrebbero essere i rimedi eventualmente per poter contrastare questo fenomeno? Ma sicuramente in questo tutti devono fare la loro parte, lo deve fare il sistema creditizio nel momento in cui gli imprenditori dimostrano di essere solidi o comunque di avere le caratteristiche per essere solvibili e quindi non essere eccessivamente così stretti nel concedere credito, perché questo porta poi normalmente nelle mani dell'usura. Dall'altra parte ovviamente chi dovesse essere taglieggiato o sottoposto a fenomeni di usura deve denunciarli il prima possibile, perché le manette ai polsi degli usurai diventano anche un anticipo di eventuali ulteriori crimini che possono essere commessi. Sicuramente c'è la necessità di sottoscrivere codici etici anche da parte delle associazioni di categoria e anche da parte dei comuni. Il Comune di Vicenza sta aderendo al protocollo di legalità che è stato proposto dalle prefetture, dall'ANCI e dalle organizzazioni sindacali per monitorare il settore dei subappalti, quindi sicuramente un passo importante diventa anche questo. Bisogna
che il mondo imprenditoriale non usi scorciatoie, ad esempio prima citava Carnio la questione dei rifiuti, non può essere il fatto di spendere un po' meno nello smaltimento del rifiuto a tonnellata la molla che mette nelle mani di chi non si sa dove porti poi i rifiuti. Credo che anche qui le scene di Gomorra, di Saviano, le abbiamo tutti in mente con le discariche abusive di prodotti tossico-nocivi nel sud Italia o in altre parti, magari anche vicine a noi. Ogni tanto succede anche da noi che si trovino questo tipo di discariche. Quindi tutti devono collaborare, il mondo della libera professione nel non prestarsi a agevolare operazioni che siano dubbie e nel fare evidentemente anche le segnalazioni che sono previste dalla legge in caso di operazioni sospette. Il governo nel dotare le forze dell'ordine e il sistema giudiziario degli strumenti adatti a poter contrastare efficacemente il crimine organizzato. Il crimine organizzato è un crimine molto difficile perché le indagini per scovare che cosa sta dietro ad alcune vicende sono indagini che possono durare anche anni e non è la questione di prendere il ladro rapinatore in cui magari basta fare un po' di ricerca e se si ha un po' di fortuna magari qui gli addentellati sono addentellati che vanno ovviamente guardati con attenzione per non confondere poi operazioni lecite e operazioni illecite. Ecco, direi che sono tutte cose che servono. Fondamentalmente poi per quanto riguarda il cittadino anche la diffusione della cultura della legalità è altrettanto importante perché le piccole furberie quotidiane, la piccola o grande evasione fiscale sono tutte cose dietro le quali potrebbero anche celarsi attività come queste. Quando noi abbiamo, e ne abbiamo parlato anche molto negli scorsi mesi, di cartiere, fra virgolette, cioè quelle aziende create soltanto sulla carta e che servono a riciclare il denaro, magari per non pagare l'IVA, eccetera, sono aziende che magari oggi sono riferibili all'imprenditore locale, ma che non è detto che non siano riferibili a qualcosa di diverso che invece viene da un po' più lontano e che ha altri tipi di obiettivi. Devo andare in pubblicità, prima però domanda cattiva, risposta secca, sì, no, abbastanza poco, abbastanza tanto. La politica fa abbastanza in questo campo o no? Risposta secca. Potrebbe far di più. Potrebbe far di più. Solo pochissima pubblicità e poi torniamo ancora qui nel salotto di Chiacchiere Caffè. A tra poco. Ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere Caffè, quest'oggi stiamo parlando di infiltrazioni mafiose qui al nord-est, lo stiamo facendo insieme ai miei graditissimi ospiti, Luca Carnio, vicepresidente dell'associazione Nuova Frontiera e l'assessore Antonio Dalla Pozza, assessore alla sicurezza del comune di Vicenza. Allora, io qui vorrei citare, visto che abbiamo detto il signor Carnio è vicepresidente di questa giovane associazione Nuova Frontiera, giovane però ambiziosa. Voi a dicembre avete fatto un convegno dal titolo emblematico Per non morire di mafia. Ospiti illustri, noi qui abbiamo anche l'invito al convegno, ospiti illustri tra cui il procuratore antimafia Piero Grasso, che ha sostenuto che il Veneto ha gli anticorpi per superare queste situazioni. Che cosa diciamo riguardo a questa affermazione? Abbiamo gli anticorpi o ci servirebbe qualche medicina in più? Guardi, io ho contattato Piero Grasso la prima volta ad Asolo 3-4 mesi prima che l'avevo visto ad un'altra iniziativa e mi raccontò una storiella che è emblematica a mio giudizio ed è una storiella ambientata nel sud. Lui un giorno andò come procuratore di Palermo, andò a interrogare in carcere un super boss, uno dei primi 10 latitanti all'epoca, quindi un personaggio di prima grandezza nell'organizzazione mafiosa. E questo gli raccontò una storia, gli disse che un giorno andò
ragazzo, lui era latitante, ma chi doveva trovarlo sapeva benissimo dove era, andò a trovarlo e disse: guardi, io le chiedo una grossa cortesia, ho una bambina piccola che tutte le notti piange, io e mia moglie siamo senza lavoro, non ho i soldi per comprare il latte, se lei mi dà una mano a trovare un lavoro io sarò grato per sempre. Il boss sapeva che questo ragazzo era del suo paese o limitrofo, gli dà un bigliettino e dice: vai in questo magazzino e di che ti mando io. Il ragazzo viene assunto per fare il magazziniere, poi 3 mesi dopo torna. Dice: guardi, io volevo innanzitutto ringraziarla per il posto di lavoro che grazie a lei ho avuto e mi dica cosa posso fare per sdebitarmi. Il boss gli dice: guarda, dammi la carta d'identità e il codice fiscale, faccio delle fotocopie e se devo noleggiare qualche auto o prendere in affitto qualche appartamento lo faccio a nome tuo. Il ragazzo non ci pensa un minuto e consegna fa questo favore, tutto, ben sapendo e ben consapevole che rischia di essere incriminato per favoreggiamento o per un concorso esterno in associazione mafiosa. Il boss dà una morale a questa favola e dice: finché quel ragazzo viene da me e non da voi e non dallo Stato, la mafia ci sarà sempre. E questa storia, questo aneddoto, io ho l'abitudine di trasportarlo con uno sforzo di fantasia qui nel Veneto e mi chiedo se anche qui c'è bisogno, visto il tessuto sociale, la storia, il carattere della gente del nord, se ha bisogno di questa manina esterna che dia una mano e che arriva dove lo Stato non arriva. La risposta che mi do ha delle luci e delle ombre. Anche secondo me il Veneto ha degli anticorpi che sono dovuti dalla sua grande laboriosità, dal suo ingegnarsi, dal suo anche senso dello Stato, da tutta una serie di fattori storici e culturali. Tuttavia il momento che stiamo vivendo è un momento molto difficile e quindi il pericolo che un aiuto, fra virgolette, esterno di una manina cattiva, un qualche cattivo maestro abbia la possibilità di influenzare le attività produttive, economiche, di inquinare il tessuto sociale del Veneto, c'è. Però io sono convinto che la mafia oggi è più debole rispetto a qualche anno fa da un punto di vista dell'organizzazione, perché molto è stato decapitato, ma probabilmente è più diffusa capillarmente e quindi è più difficile riuscire a trovare dei rimedi. Sì. Assessore, abbiamo gli anticorpi o no? Ma io credo di sì, perché comunque in questa regione la cultura della legalità è sempre stata un baluardo difficilmente travalicabile. Devo dire però, come veniva detto poco fa nell'analisi che faceva Carnio, che il fatto di avere una situazione molto particolare dal punto di vista economico è sicuramente Terreno una fertile. breccia e una diga che finora ha resistito. Qui servono, prima lei chiedeva se la politica fa abbastanza, qui servono anche strumenti legislativi, nel senso che ad esempio se un'impresa è vittima del racket o di fenomeni di usura e li denuncia, deve essere adeguatamente sostenuta dallo Stato, quindi anche i fondi anti-usura, i fondi anti-racket devono essere fondi che funzionano. In assenza di magari accesso al credito così facile come era una volta, magari devono poter funzionare altri strumenti, alcuni altri strumenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sia pubblici che privati, altri strumenti che possono essere griglie o gabbie nelle quali riuscire a capire dove ci sono i prestanome. Ci siamo trovati, ci siamo imbattuti anche recentemente in casi di anziani che improvvisamente si sono trovati a essere proprietari di terreni, di case e il più delle volte magari
inconsapevolmente o quasi, non l'inconsapevolezza di qualche politico che si faceva regalare le case, ma l'inconsapevolezza di chi non ha gli strumenti culturali per capire in che guaio sta andando a cacciarsi, E che ci si diventa ritrova. appunto prestanome fittizio di chi gli intesta immobili per scaricare lontano da sé appunto la segnalazione magari antimafia o antiriciclaggio. Ecco, quindi gli anticorpi ci sono, ma bisogna, come quando le difese immunitarie si abbassano un po', fare una curetta ricostituente in modo tale che ci ricordiamo sempre che queste cose sono cose pericolosissime. Allora, devo chiudere. Prima di chiudere, altra domanda secca. Andate in vacanza? Sì o no? Sì? Sì, perfetto. Allora, siccome io non voglio farvi andare in vacanza con pensieri, decisioni da prendere o cosa, decidiamo subito. Se vi chiedessi Bersani o Renzi? Diciamo che sono in attesa di vedere la proposta di entrambi. Sicuramente Renzi sta portando un vento di novità dentro al partito e sbaglia chi dentro al partito lo criminalizza o ne fa una caricatura. Bersani sicuramente ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo leader, quindi io sto È combattuto. un po' alla finestra. Volevo farle fare le vacanze tranquille. Ma non lo sono mai, per un amministratore poi meno ancora. Da lei posso aspettare una risposta meno diplomatica o no? Con Bersani senza se e senza ma. Io ringrazio i miei ospiti di quest'oggi, grazie a Luca Carnio, vicepresidente di Nuova Frontiera, grazie all'assessore Antonio Dalla Pozza, assessore alla sicurezza del Comune di Vicenza, per essere stati con noi. Le nostre chiacchiere purtroppo per quest'oggi si interrompono qui, io vi lascio con una pillola e vi do appuntamento a domani. Bacio a tutti. Chiacchiere in pillola, torna all'appuntamento con la nostra rubrica, la riscoperta dei classici del Novecento, quindi con molto piacere torna con noi il professor Denis Grigoletto. Buongiorno professore. Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti. Ma oltre al professor Grigoletto, da casa bisogna salutare una telespettatrice in più, una nuova amica di Chiacchiere Caffè, perché il professor Grigoletto è da poco diventato papà per la seconda volta. Da una settimana, ma la scorsa settimana proprio... Fresco. Quindi salutiamo ovviamente la mamma, la bellissima Sabrina, e la nuova telespettatrice di Chiacchiere Caffè, la piccola Lucrezia. Le diamo un bacione grandissimo. Allora professore, il libro di quest'oggi è? Allora, In atmosfera di mare, ormai arrivano le vacanze e quindi qual era l'ultimo libro che potevo proporre al pubblico di Chiacchiere un Caffè? Ho deciso un libro originale che forse molti telespettatori conoscono, è L'isola di Arturo di Elsa Morante. Elsa Morante è una delle punte fra le scrittrici italiane del Novecento, una scrittrice che si è affermata nel secondo dopoguerra, dopo un'adolescenza difficile anche per motivi economici. Si incomincia ad affermare e ottiene la fama per 2 romanzi. Un romanzo è una storia e il secondo romanzo, proprio quello di cui oggi parlerò, è proprio L'isola di Arturo. Già dal titolo, il titolo L'isola, ecco cosa mi ha affascinato. Quale isola è la protagonista di questo romanzo? Una delle isole più belle del Golfo di Napoli, l'isola di Procida. Di quest'isola, quella che noi tutti conosciamo, c'è ben poco nel libro. Il libro, questo scenario primario del romanzo, è più idealizzato. Viene presentato come un luogo del sole, della vita, del rigoglio della natura. E infatti il primo capitolo è proprio dedicato a quest'isola. La voce narrante, che tra un po' scopriremo di chi si tratta, dice: le isole del nostro arcipelago, laggiù sul mare napoletano, sono tutte belle. Vi nascono migliaia di fiori spontanei. In primavera le colline si coprono di ginestre, riconosci il loro odore selvatico e carezzevole. Si stendono frutteti e vigneti che sembrano giardini imperiali. È bellissima questa immagine, là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco e si posa sulla riva come una rugiada. Ah, io non chiederei d'essere un gabbiano né un delfino,
Mi accontenterei d'essere uno scorfano, che è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a scherzare in quell'acqua. L'isola non è stata soltanto di natura, ma anche di luoghi. Intorno al porto le vie sono tutte vicoli senza sole, fra le case rustiche e antiche di secoli. Le botteghe sono fonde oscure. E questo particolare, nella caffetteria del porto c'è un fornello di carboni su cui la padrona fa bollire il caffè alla turca dentro una cuccuma smaltata di turchino. Ci fa già sentire l'aroma del caffè in questo paesaggio assolato. Ma cosa caratterizza quest'isola? A caratterizzarla è la tranquillità, la pace, il silenzio. Nel nostro porto non attraccano mai quelle imbarcazioni eleganti da sport e da crociera. Il piroscafo di linea, che si ferma da noi pochi minuti e sbarca in tutto 3 o 4 passeggeri, per lo più gente dell'isola. Mai le nostre spiagge solitarie conoscono il chiasso dei bagnanti. E quindi la pace, la tranquillità. E gli abitanti di quest'isola come sono? I procidani sono scontrosi, taciturni. Le porte sono tutte chiuse. Pochi si affacciano alle finestre. Ogni famiglia vive fra le sue 4 mura senza mescolarsi alle altre famiglie. Quindi è un mondo chiuso quello di quest'isola, un mondo diffidente. E il simbolo che cos'è? Una costruzione particolarmente evidente che domina su quest'isola, una mole di una cittadella gigantesca, il castello, che ormai da 200 anni è adibito a penitenziario, uno dei più vasti, dice credo, di tutta la nazione. Per molta gente che vive lontano, il nome della mia isola significa il nome di un carcere. Ecco, questi sono i luoghi della vicenda. Mi piace notare come la scrittrice focalizza la nostra attenzione sul carcere, luogo della detenzione, luogo chiuso, e per contrapposto, a contrapposto il mare, la libertà che promette il mare. Il protagonista chi è? Il protagonista è un ragazzino, Arturo, si presenta e ci racconta lui la sua vicenda, ormai adulto, racconta questa vicenda della sua infanzia, si presenta dicendo di essere felice del suo nome, non tanto per i richiami leggendari che può evocare il nome Arturo, ma bensì perché gliel'ha assegnato sua madre. Sua madre prima di morire ha scelto questo nome per lui, una madre che lui definisce una femminella analfabeta, ma più che una sovrana per me. E in questa espressione è evidente la dimensione fondamentale del romanzo, la dimensione fiabesca. Un arcano mistero avvolge la vita di questo fanciullo, che trascorre in quest'isola, spensierato, libero, la sua infanzia. Perché? Il padre è quasi assente. Il padre, Wilhelm, compare alcune volte, spesso è lontano. Poi scopriremo perché. E chi lo aiuta nella sua vita? Lo assiste il Balio Silvestro, una cagnetta e poi l'isola con la sua natura selvatica, e lui si gode questo paesaggio. E importante, fondamentale per questo ragazzino è il rapporto con il padre. Questo padre visto in una dimensione mitica, simbolica, è un eroe per Arturo, il padre, e quelle poche volte in cui riesce a vedere il padre colluga momenti molto intensi di intimità. Esiste nell'isola una piana fra rocce alte in cui c'è un eco. Certe volte, capitando là, mio padre si divertiva a gridare delle frasi. Quando l'eco gliele rimandava, rideva e ne rilanciava di più brutali. Non mi pareva d'assistere al solito gioco dell'eco, assai comune fra i ragazzi, ma un duello epico. Siamo a Roncisvalle, d'un tratto sulla spianata irromperà Orlando col suo corno. Siamo alle Termopili e dietro le rocce si nascondono i cavalieri persiani coi loro berretti puntuti. Ecco, vedete come il padre viene trasfigurato in un eroe.
Ma l'infanzia viene interrotta un giorno quando nell'isola il padre accompagna la sua seconda moglie, Nunziata di Napoli, di una famiglia povera ma numerosa di Napoli, e la conduce lì, la lascia lì ad accudire il figlio, e Arturo che sentimenti prova? Incomincia a provare dei sentimenti ambigui, da un lato gelosia, perché costei può togliergli l'affetto del padre, dall'altro un sentimento che si fa sempre più strada fino a che Arturo si innamora definitivamente di questa Nunziata. E questo è un passaggio fondamentale nel romanzo, perché in questo momento Arturo passa dalla infanzia all'adolescenza. Ma ben presto arriviamo a un altro passaggio decisivo del romanzo. Il padre ritorna, questo padre enigmatico invero, fragile, che non sopporta le restrizioni di qualsiasi tipo. Un padre un giorno ritorna col piroscafo in compagnia di un detenuto che viene condotto in carcere. Questo desta la curiosità del figlio, che si chiede perché tali attenzioni per un detenuto. Cosa scopre il figlio un giorno? Scopre che il padre è innamorato di questo detenuto, scopre l'omosessualità del padre, e questo fa sì che il protagonista scopra la realtà, perda tutti i suoi sogni. Il padre da eroe diventa l'antieroe, il modello da non seguire. Il padre diventa parodia del padre, infatti così viene definito nel romanzo. E quindi è maturato il nostro protagonista, e per maturare definitivamente deve lasciare l'isola e decide di partire con il suo balio, decide di partire con il piroscafo nell'ultimo capitolo, nelle ultime pagine. Sale sul piroscafo a malincuore e dice a Silvestro: non mi va di vedere Procida mentre s'allontana e si confonde, diventa come una cosa grigia, preferisco fingere che non sia esistita. E allora si copre gli occhi e attende il momento in cui l'isola non si vede più. E quindi il transito sul battello è quindi un rito di passaggio. Arturo ha superato le sue prove ed è pronto ad affrontare la realtà. E con questa immagine si chiude questo bellissimo romanzo dalla forte valenza metaforica. Solita domanda, perché questo romanzo deve assolutamente essere presente nella nostra libreria? Perché la scrittrice è abilissima nel far vivere le memorie e i sentimenti di questo ragazzino, un ragazzino di 14 anni, che però ci fa rivivere intensamente i suoi sentimenti. Professor Grigoretto, davvero grazie per essere stato con noi non solo quest'oggi ma per tutto quanto quest'anno di puntate. Purtroppo questa è la nostra ultima settimana, però se Chiacchiere torna lei mi deve promettere che sarà ancora mio ospite fisso. Ben volentieri, io vi ringrazio per l'accoglienza e per la disponibilità che avete sempre dimostrato lasciandomi la libera scelta nei titoli da proporre. Grazie infinite al professor Denis Grigoletto. Le nostre chiacchiere terminano qui, io vi lascio con uno spot, quello del Liceo Rogazionisti, e noi ci ritroviamo a domani. Arrivederci. Scuole Erogazionisti, Liceo Scientifico Scienze Applicate. La nostra scuola guarda l'Europa. Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell'Europa e del mondo.
La nostra scuola ti offre tante opportunità. La scuola Erogazionisti ti aspetta per offrirti una proposta formativa ed educativa a pochi passi dalla fermata del tram Marcella. Vieni a trovarci. We get it almost every night when there are